Sono le 8 del mattino di mercoledì 11 marzo. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci, ci vediamo tra poco con la rassegna stampa. E infatti proprio con Lorena leggeremo insieme non solo i quotidiani, quelli regionali, ma anche quelli nazionali, ma intanto c'è la cronaca. Per cominciare la nostra mattinata è stato un nuovo femminicidio, stavolta a Messina, una donna di 50 anni, Daniela Zannanti, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Avrebbe confessato l'ex compagno, si tratta di un 67enne arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi. L'uomo aveva al polso il braccialetto elettronico. Avrebbe confessato di avere ucciso l'ex compagna Daniela Zinnanti, 50 anni, trovata senza vita nella tarda serata di ieri nella sua casa di Via Lombardo a Messina. Santino Bonfiglio, 67 anni, dopo l'interrogatorio in questura, è stato condotto nel carcere di Gazzi. Il cadavere della donna è stato ritrovato nella sua abitazione dalla figlia di 20 anni, preoccupata perché la madre non rispondeva al telefono. Entrata nell'appartamento, la giovane ha trovato la donna a terra in una pozza di sangue. Dai primi accertamenti effettuati sul posto, la vittima sarebbe stata colpita più volte con un'arma da taglio, probabilmente un coltello. Gli investigatori stanno cercando l'arma del delitto anche nelle aree vicine all'abitazione. Stanno poi ascoltando testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire con esattezza quanto accaduto. Allora, subito sui quotidiani, perché la notizia è della tarda serata di ieri e non tutti ce l'hanno. No, infatti lo troviamo soltanto sulla Gazzetta del Sud, che è appunto il quotidiano della città di Messina, notizia che è circolata in tarda serata. Vediamo ancora qui una foto che ricorda Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni che è stata trovata appunto senza vita dopo una segnalazione al 118. Sul posto vediamo ancora queste altre foto, le volanti e gli agenti della scientifica. L'assassino, scrive ancora la Gazzetta, ha infierito sul suo corpo con più coltellate. Un uomo è stato portato in questura, ma abbiamo sentito che è Santino Bonfiglio che ha confessato, e questo avviene nella città che ancora piange l'omicidio di Sara Campanella, la studentessa, ricordate, uccisa da un collega qualche anno fa. Adesso invece torniamo a occuparci della nuova inchiesta che in qualche modo travolge la sanità regionale e anche la regione. Si è dimesso Salvatore Iacolino, il manager della sanità siciliana, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Una tarda serata di ieri hanno parlato i legali, lui innocente, la magistratura lo proverà, ma intanto rivediamo e facciamo il punto su questa inchiesta. Salvatore Iacolino si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Messina, dove era stato nominato una settimana fa. Lo comunicano gli avvocati del manager indagato dalla Procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Secondo le accuse, l'ex dirigente ed ex europarlamentare avrebbe sostenuto gli interessi del capomafia di Favara, Carmelo Vetro, suo compaesano, dando informazioni su procedure amministrative o agevolando incontri con funzionari regionali. In cambio avrebbe ricevuto finanziamenti per campagne elettorali e promesse di assunzione di persone a lui vicine. Nella sua abitazione, dalle perquisizioni effettuate, sono stati trovati 90.000 euro in contanti. Secondo i magistrati della DDA guidati da Maurizio De Lucia, Iacolino, che dovrà presentarsi venerdì davanti ai PM, avrebbe inoltre compiuto atti contrari ai propri doveri d'ufficio. L'inchiesta, che si è avvalsa di intercettazioni ambientali, è partita dalle mazzette pagate dal boss agrigentino a un dirigente dell'assessorato alle infrastrutture, finito sotto processo per corruzione. Sorpreso e amareggiato dalle accuse ingiuste e infamanti che gli vengono rivolte, è totalmente estraneo alle contestazioni ricevute, hanno commentato i legali di Iacolino, Arnaldo Faro e Pino Di Peri, che hanno ribadito la fiducia nei confronti della magistratura, che siamo sicuri, hanno detto, accerterà l'assoluta sua estraneità nella vicenda in questione. Prende atto delle dimissioni l'assessore regionale alla salute, Faraoni. Il governo regionale lo aveva sospeso dall'incarico avviando il procedimento di revoca della nomina. Adesso Lorena, leggiamo questa notizia che è l'apertura certamente dei quotidiani regionali, ma ci sono tanti approfondimenti. Sì, ma la troviamo anche in tutti i quotidiani nazionali, perché questo intreccio mafia politica colpisce sempre. Avete sentito i reati contestati, ma in pratica il comportamento lo sintetizza bene questo titolo di Repubblica: manager a disposizione del mafioso scarcerato, avviso di garanzia per il super burocrate regionale. I PM cosa dicono?
dicono, che addirittura fece parlare il pregiudicato, quindi Vetro, con la vicepresidente dell'antimafia. Insomma, Iacolino cosa faceva? Fino a qualche giorno fa era dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, era insomma un super manager della sanità. Si era dato davvero un grande affare per sponsorizzare l'amico boss che cercava di fare tanti affari nella sanità e soprattutto nella provincia di Messina, dove poi, curiosa coincidenza, scrive il giornalista, Iacolino è stato nominato direttore del Policlinico. Vetro puntava ad accreditare una società specializzata nella riabilitazione. Ma vediamo che altro faceva. Le intercettazioni hanno raccontato davvero tanto. Vetro diceva di aver finanziato la campagna elettorale di Iacolino. A proposito di soldi, durante le perquisizioni gli investigatori hanno trovato 90.000 euro in contanti nella cassaforte di casa Iacolino. Ieri i poliziotti hanno passato al setaccio anche gli ex uffici di Iacolino all'assessorato, portando via numerosa documentazione. Dice ancora il decreto di sequestro, Vetro, quindi questo mafioso, questo boss scarcerato recentemente, ha sfruttato sistematicamente Iacolino per instaurare, mantenere e rinsaldare rapporti interpersonali con figure di vertice dell'amministrazione regionale, sia nel settore dei lavori pubblici sia nella sanità. Peraltro Vetro si muoveva anche sul fronte delle logge massoniche e si vantava, questo lo dicono le intercettazioni, mio cugino aveva un pezzo di auto che la spingeva per metterla in moto, gli ho dato l'impresa, l'ho fatto entrare in massoneria, gli ho fatto conoscere la politica, gli ho ceduto il 50% della mia società. Venerdì, dicevamo, sarà interrogato in procura. Bene, adesso invece un'altra notizia delle ultime ore a Catania, stavolta la Guardia di Finanza ha eseguito un maxi sequestro antimafia da oltre 10 milioni di euro proprio tra il capoluogo e Teneo e Arezzo. I beni, tra cui 3 società immobiliari, 62 fabbricati, 16 terreni, erano riconducibili a Carmelo Salemi, esponente del clan Santa Paola Ercolano, e all'imprenditore Giovanni Fabrizio Papa, ritenuto vicino al sodalizio mafioso. Secondo gli investigatori, Papa avrebbe messo le proprie aziende a disposizione del clan per riciclare denaro illecito. Entrambi erano già stati arrestati nel 2024 nell'operazione Oleandro. E adesso invece torniamo a occuparci di Niscemi, ma soprattutto in questo caso del MUOS, del potente impianto radar che si trova proprio statunitense, che si trova a Niscemi. Dalla base di Sigonella è arrivato un piano pluriennale per fermare l'erosione del terreno intorno a questo impianto, dopo le segnalazioni che sono state fatte proprio dai NOMUOS, e poi c'è stato anche il sopralluogo del sindaco. Un piano pluriennale di ripristino ambientale per contrastare l'erosione del terreno nell'area del MUOS di Niscemi. La base statunitense di Sigonella interviene sul caso del movimento franoso segnalato nei giorni scorsi vicino all'impianto satellitare della Marina Militare Americana. La NAS di Sigonella collabora costantemente con le autorità locali e militari del paese ospitante, fa sapere l'ufficio stampa della base, affinché le infrastrutture rispettino pienamente le normative vigenti. In quest'ottica, prosegue la nota, è stato sviluppato insieme ai partner locali un piano pluriennale di ripristino ambientale che prenderà il via questa primavera, mirato a contrastare i fenomeni erosivi presso l'installazione MUOS. I dettagli degli interventi, spiegano ancora da Sigonella, saranno resi noti nelle prossime settimane. Il caso era esploso dopo la diffusione di alcune immagini pubblicate dal coordinamento regionale NOMUOS. Gli attivisti avevano segnalato segni di cedimento del terreno sul versante che costeggia l'area dell'impianto, riaccendendo l'attenzione su una zona da anni al centro di polemiche e mobilitazioni ambientaliste. Dopo la segnalazione, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, aveva effettuato un sopralluogo sul posto per verificare lo stato dei luoghi e valutare possibili rischi. Al termine della visita, il comune aveva poi inviato una richiesta formale di chiarimenti al comando della base americana della Naval Air Station di Sigonella, da cui dipende l'installazione del MUOS. La risposta americana parla di interventi già programmati e di collaborazione con le autorità italiane, ma l'attenzione sul territorio resta alta. Il nuovo episodio arriva infatti mentre Niscemi continua a fare i conti con la fragilità del proprio territorio dopo la grande frana che lo scorso 25 gennaio ha colpito il centro abitato, un contesto in cui ogni nuovo segnale di stabilità del terreno viene osservato con crescente preoccupazione da cittadini e istituzioni, e proprio dai prossimi dettagli sul piano annunciato da Sigonella si capirà se gli interventi previsti potranno davvero contribuire a mettere in sicurezza almeno quel versante. Allora, il tema è sempre di grande attualità, quello di Niscemi. Ieri la notizia, insomma, che la frana
è difficile da poter controllare, sì, da poter stabilizzare. Intanto, per quanto riguarda il MUOS, questa risposta così rapida da parte delle autorità statunitensi, diciamo, significa che è una struttura satellitare strategica per diciamo, tutto l'apparato militare statunitense. E poi dicevamo di questa relazione tecnica chiesta dai PM, che è arrivata proprio ieri, redatto da un gruppo di docenti dell'Università di Firenze. Che cosa dice questa relazione? Indica che il rischio rimane elevato per la frana nel suo complesso e che il fenomeno è destinato a evolvere ulteriormente, quindi la frana non si è stabilizzata né si è fermata, scrivono i tecnici dell'Ateneo di Firenze. Osservazioni che confermano che, come detto subito dagli esperti, la frana è viva, ed è di ieri la segnalazione dello smottamento che ospita invece, dell'area che ospita invece il MUOS. Ma torniamo a Niscemi Paese. La scarpata principale che borda il paese, scrivono gli esperti, è suscettibile di un'evoluzione che potrebbe coinvolgere ulteriori edifici posti in prossimità del margine stabile e compromettere in modo permanente tratti di viabilità strategica. Gli esperti sottolineano inoltre che il centro del paese presenta condizioni di sostanziale stabilità. L'approccio per i professori dovrebbe avvenire riducendo l'infiltrazione, si intende d'acqua proveniente da monte, intercettando i flussi idrici prima che penetrino nella massa destabilizzata e seguendo interventi di protezione al piede dei versanti per contrastare l'erosione fluviale, elemento motore della riattivazione del fenomeno, e intervenendo sulle aree critiche quali quelle che riguarda il torrente Benefizio mediante opere di ingegneria naturalistica. Va inoltre potenziato, dice ancora il rapporto, il sistema di monitoraggio in loco mediante inclinometri profondi per il controllo delle pressioni. Le conclusioni dei docenti è che bisogna delocalizzare gli edifici ubicati almeno entro una fascia di 50 metri. Attualmente la fascia interdetta arriva invece fino a 100 metri, perché gli ultimi 50, come sapete, sono stati invece liberati. Sì, adesso ci occupiamo invece delle denunce che sono state fatte da Coldiretti ieri in piazza a Palermo a proposito del caro gasolio e anche del blocco delle rotte commerciali in seguito a quello che è il conflitto in Medio Oriente, nel Golfo in particolare. La Coldiretti è tornata a rialzare la voce e protestare, a rischio oltre 2 miliardi di export made in Italy. Dall'aumento dei costi di produzione con il prezzo del gasolio agricolo alle stelle al blocco dei traffici commerciali legato alla guerra in Iran, gli agricoltori della Coldiretti alzano la voce e lo fanno a Palermo in un incontro con i vertici nazionali e il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Se prima il problema era riuscire a coprire i costi di produzione con questo rincaro così alto, sicuramente abbiamo un grande problema perché già siamo fuori dai costi di produzione. Penso che sia vergognoso quello che sta avvenendo in termini speculativi. Sappiamo che nei prossimi mesi ci potrebbero essere degli aumenti, ma è altrettanto chiaro che quello che è avvenuto negli ultimi giorni è solo ed esclusivamente speculazione. Un incontro a porte chiuse, quello del Teatro Politeama, con il ministro dell'agricoltura. Imprenditori e produttori chiedono al governo di intervenire e salvaguardare le imprese del Made in Italy. In queste ore ovviamente stiamo affrontando una questione di carattere internazionale molto rilevante che non dipende da noi, della quale subiamo le conseguenze, e ovviamente il governo sta mettendo in campo tutte le ricette utili anche in coordinamento con l'associazione del settore per poter andare incontro ai nostri agricoltori. Ricordiamo che l'Italia è l'unica nazione europea a mantenere l'incentivo per quasi 1 miliardo per il gasolio agricolo, per mettere in condizione le nostre aziende di continuare a produrre ed avere dei costi che riescano a garantire l'economicità dell'azienda. E allora torniamo a questa protesta di ieri. Sì, a questo grido anche della Coldiretti, vergogna a chi fa speculazioni prima ancora che gli effetti delle tensioni e dei blocchi nel Golfo si facciano sentire, tanto che appunto ha presentato un esposto. Intanto il titolo che vediamo su Repubblica: export siciliano frenato dalla guerra nel Golfo, fiori fermi nei container. Ma come dicevamo è stato presentato un esposto alla Procura di Palermo per denunciare le speculazioni sui prezzi dei carburanti, in
particolare sul gasolio agricolo, mentre nei porti siciliani rimangono bloccati 1000 container di fiori destinati a Dubai, Arabia Saudita e Kuwait, con il rischio di una perdita di fatturato per il settore vivaistico di almeno 100 milioni di euro. E poi vediamo che al di là del caro carburante, la nuova crisi internazionale nell'isola rischia di mettere in ginocchio i settori più legati anche all'export, dal vino agli ortaggi, soprattutto il comparto del florovivaismo che in Sicilia vale oltre 400 milioni di fatturato complessivo. Proprio nel pieno delle spedizioni verso il Medio Oriente sarebbero dovuti partire oltre 1000 container. E poi c'è la testimonianza di una produttrice che insomma devono fronteggiare una crisi dietro l'altra. Dopo l'Ucraina questa crisi ci mette in ginocchio. La guerra in Ucraina ci aveva già costretto a rinunciare a molti mercati esteri per l'aumento dei costi di produzione, ci stavamo riprendendo, racconta, e adesso ci troviamo davanti ad una situazione ancora più grave, un quadro fosco, quello che dipinge Paola Gurrieri nel direttivo di Confagricoltura a Ragusa, che gestisce appunto un'azienda che coltiva crisantemi, e le chiedono: non esportate più? Dice: prima l'8% della nostra produzione era diretta all'estero, adesso ci siamo concentrati sul mercato italiano, ma questa nuova guerra rischia di complicare le cose, oltre al fatto che i costi di produzione si sono già raddoppiati. Sì, allora completiamo facendo vedere anche le prime pagine dei quotidiani regionali e poi avremo da vedere anche il traffico. Allora, ritorniamo appunto sull'informazione regionale. Questa è la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Anche qua vediamo apertura dedicata allo scandalo sanità, bufera alla regione, indagato per mafia il super manager Iacolino, 90.000 euro sequestrati in casa, appalti e mazzette, arrestati il dirigente Teresi e il boss Vetro. E poi la vignetta, insomma, che interpreto così: dal papiro c'è mazzette da sempre che ci accompagnano nella nostra storia. E poi Ragioneria dello Stato, altro freno al ponte sui costi aggiuntivi. Ferma il decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, rilevando che il ponte non dovrà avere costi aggiuntivi rispetto ai 13 miliardi e mezzo stanziati. E ancora la gaffe di Bartolozzi irrita la Premier, ma Nordio la blinda. Andiamo a vedere poi il Giornale di Sicilia. Anche qua vedete torna il grande intreccio tra sanità e mafia, con le accuse di concorso esterno e corruzione al plenipotenziario Salvatore Iacolino. Nella maggioranza c'è la resa dei conti, opposizione all'attacco. Fra l'altro poi stamattina ci sarà la richiesta di dimissioni del governo Schifani. E poi Repubblica Palermo, anche qua il manager vedeva il boss, nuova bufera sulla giunta Schifani. Opposizione all'attacco, si dimetta subito. Conseguenze anche sull'antimafia zoppata, perché abbiamo visto che Iacolino faceva da intermediario con la vicepresidente dell'antimafia e Cracolici, che ne è il presidente, dice: i partiti devono fare filtro. Abbiamo già parlato di questa vicenda, solo ancora qualche parola per fare un ritratto. Chi era Iacolino? Ecco, per 25 anni, scrive Repubblica, è stato uno degli uomini più potenti della sanità siciliana, quindi non un semplice dirigente. Ha guidato l'azienda sanitaria più importante dell'isola, quella di Palermo, fino ad arrivare ai vertici del dipartimento più ambito dell'assessorato della salute, la pianificazione strategica, che gestisce risorse per 10 miliardi di euro. Sotto l'ala del suo padrino politico Angelino Alfano è volato anche al Parlamento europeo, ma l'ultima riga della carriera del rampante manager politico Salvatore Iacolino, ovvero la nomina direttore generale del Policlinico di Messina, sarà cancellata, perché appunto è stata decretata la sospensione dall'incarico, ma sono arrivate anche le sue dimissioni. Conseguenza politica: nuova bufera per Schifani, Fratelli d'Italia e MPA lo attaccano. Il governatore finisce non solo appunto nel mirino dell'opposizione, che ne chiede le dimissioni, ma anche nel mirino degli alleati, perché c'è imbarazzo anche in una parte di Forza Italia. Cambiamo argomento, veniamo alla spiaggia di Mondello, dove, come sapete, è stata revocata la concessione alla italo-belga che la gestiva da più di un secolo. Adesso questo litorale fa gola ai big della Movida, ma le spese sono alte. È iniziato il conto alla rovescia per i bandi, un lido costa 100.000 euro
si preparano, insomma sono tanti a scalpitare in vista dei bandi della Regione per assegnare i 13 lotti in cui è stata divisa la spiaggia di Mondello del dopo italo-belga. Intanto si discute degli ultimi dettagli prima della pubblicazione, ormai è questione di giorni. Solo diciamo qualche numero: per un imprenditore i costi stimati per 3 mesi possono arrivare sino a 100.000 euro e un centinaio di lettini possono costare fino a 40.000 euro. A questo si aggiunge la spesa per il personale, i bagnini, la vigilanza notturna, i vari allacci, quindi insomma gli imprenditori stanno un po' facendo i conti. E poi andiamo a Catania. C'è questo pezzo di Luisa Sant'Angelo sulla Sicilia. A San Cristoforo c'è ancora la casa di Nitto Santa Paola, ultimo bene non confiscato. Il quartiere che è stato il primo a scoprire la ferocia del boss, e lì resiste questo palazzetto di famiglia, a dire il vero un po' diroccato. La casa più famosa è quella di San Gregorio, dove la moglie Carmela Minniti venne assassinata e confiscata, ma resta appunto questa casa tra via Santa Maria dell'Aiuto e via Salvatore di Giacomo a San Cristoforo, il paese che, come diceva il titolo, il quartiere ha conosciuto la ferocia del padrino quando fece ordinare la strage dei Picciriddi, l'assassino dei 4 minorenni rei ritenuti colpevoli di avere scippato la madre del boss nell'estate del 76. Scomparvero, furono strangolati e scomparvero. Abbiamo raccontato di Niscemi con la relazione dei docenti di Firenze, un paese che però vuole ripartire da dove? Dalle sue tradizioni, quindi dalla sagra del carciofo che l'ha reso famoso in tutta la Sicilia. Il sindaco ha convocato il comitato per dare sfogo alla 3 giorni dal 23 al 26 aprile con imprenditori del settore agricolo in prima linea. Non si vuole pensare al 25 gennaio, anche se la ferita ancora sanguina, insomma si cerca un po' di voltare pagina. E poi velocemente queste notizie di cronaca: lo sequestrano un'intera notte per estorcergli denaro, arrestati sono 2 broker, cioè 2 titolari di un'agenzia di prestiti che dovevano far ottenere un mutuo alla vittima, volevano una provvigione molto alta rispetto alla media e per questo l'hanno sequestrato e picchiato. E chiudiamo con Ragalna, dove sapete la settimana scorsa c'è stata una forte scossa di terremoto, deliberato lo stato di crisi, nominato il commissario, subito i primi interventi. Ieri la visita anche dell'arcivescovo Monsignor Renna, che gli ha detto: siete un popolo resiliente che resistono a tutte queste drammi. Ci fermiamo qui, a te Angelo. Grazie, fra poco torneremo da Lorena per la lettura delle pagine nazionali dei quotidiani. Intanto vi do un aggiornamento su una notizia di apertura di questa mattina perché parliamo ancora del femminicidio di Daniela Zinnanti avvenuto nella serata di ieri a Messina. Gli agenti della squadra mobile che indagano per l'appunto hanno trovato l'arma del delitto, un coltello che è stato recuperato vicino ad un cassonetto non lontano dall'abitazione della vittima, e dalle prime indagini pare che circa un mese fa il presunto assassino Santino Bonfiglio avesse picchiato la donna, che era finita anche in ospedale, e per questo motivo la donna aveva presentato poi una denuncia che avrebbe poi ritirato. Il rapporto della coppia, secondo testimonianze che sono state raccolte dagli investigatori, era travagliato, i due si lasciavano e si riprendevano. Adesso invece diamo uno sguardo alla situazione della viabilità nella mattinata di oggi. Siamo a Catania, siamo al Tondo Gioieni, il traffico va a rilento, come ci mostrano le nostre immagini dall'alto, la nostra telecamera che punta proprio sul Tondo Gioieni. Questo sulla circonvallazione, nel tratto dunque del Tondo Gioieni. Adesso vediamo situazione in via Vincenzo Giuffrida. Anche qui possiamo dire che è piuttosto diciamo animata, definiamola così, la situazione della viabilità stamattina in entrambe le direzioni, sia in uscita le auto che sono a destra del vostro teleschermo, sia invece diciamo in entrata nella città. Insomma, situazione piuttosto
complicata questa mattina. Qui siamo invece nella parte bassa della circonvallazione, il tratto che precede il Tondo Giuliani, vedete auto incolonnate in direzione Mister Bianco, in direzione Policlinico. Anche in fondo potete vedere le automobili che sono ferme, bloccate per raggiungere, diciamo, Ognina stamattina. Qui siamo invece, cambiamo... Il suo pennacchio cambiamo sicuramente immagine. È sempre una sorpresa, però l'Etna a volte si vede, a volte è offuscata, insomma è un paesaggio sempre cangiante. È una bellissima immagine quella, il pennacchio che di tanto in tanto si fa vedere da stamattina, comunque presto che si vede, diciamo, questo pennacchio che osserviamo anche da Taormina, dal golfo di Taormina, c'è questa splendida immagine dell'Etna che è imbiancata, però resiste ancora nonostante, insomma, le giornate non siano state così, diciamo, proprio da un punto di vista meteo avverse. Adesso ci dobbiamo fermare, breve sosta e poi leggiamo i quotidiani, quelli nazionali, con Lorena. Torniamo di nuovo insieme e adesso Lorena ci racconta cosa scrivono stamattina i quotidiani in edicola, quelli nazionali. Naturalmente tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali sono dedicate alla guerra in Medio Oriente. Vediamo su Repubblica, piano per difendere Hormuz, questo golfo dove passa gran parte del traffico commerciale. Dagli 007 USA, allarme mine nello stretto. Trump minaccia Teheran le rimuova tutto, ci saranno conseguenze mai viste. L'Europa prepara la missione navale di scorta alle petroliere bloccate, anche se su questo ci sono vari dubbi, e Starmer consulta Merz e Meloni che invece frenano. Poi c'è questo attentato in Svizzera, si dà fuoco sull'autobus, 6 morti e 5 feriti, e ancora giustizia, Bartolozzi non si scusa, l'opposizione, la destra è stata smascherata per le parole e l'attacco molto duro alla magistratura. Vediamo Stampa, Orsini, aiuti come con il Covid, salta lo scudo per il caro greggio, intervista al leader di Confindustria, stop il patto di stabilità, navi per scortare il petrolio a Hormuz, no dell'Italia, almeno 140 i militari americani feriti. Andiamo a vedere adesso il Corriere della Sera, navi, petrolio e sfida su Hormuz, il caso della scorta ad un carico di greggio nello stretto, la Casa Bianca smentisce il suo ministro, l'Iran invece dice sono bugie. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio quello che sta succedendo. Siamo su Repubblica, l'Iran che non fa passi indietro, anzi avverte gli USA, non vogliamo la tregua, smentendo le parole di un po' di scusa del Presidente, sarete eliminati voi, quindi denuncia, prevale cioè l'ala dura del regime, ma si infittisce il mistero sulla nuova guida suprema, da Khamenei ancora nessun segnale, quindi il regime cerca di sopravvivere anche se sono giorni difficili per gli iraniani, ieri il giorno peggiore, scrive la Stampa, in Libano gli sfollati sono oltre 700.000, il falco americano annuncia raid ancora più intensi, mentre il presidente iraniano dice e minaccia il presidente americano attento, rischi di essere eliminato. Una guerra che fa intendere Trump nelle ultime ore potrebbe finire presto per varie ragioni, ma anche perché l'intervento militare costa agli Stati Uniti 1 miliardo al giorno. Andiamo avanti. Ancora sullo scenario di Teheran, cosa succede? Non hanno né sirene o rifugi contro le bombe come invece avviene in Israele, Teheran senza sonno né pace. E poi Hormuz, appunto, il golfo al centro dell'attenzione di queste ore, allarme mina e l'Europa prepara la scorta militare navale, ma come vediamo tra l'altro il governo italiano non è d'accordo. Perché? Perché teme incidenti e quindi frena, chiede prima una de-escalation, cioè che cali la tensione, cautela quindi sull'invio delle nostre fregate, è un momento molto pericoloso, quindi tweet smentita, nessuna scorta degli USA al Hormuz, Trump ritorsioni se troviamo mine, e quindi anche qui non è chiaro che cosa sta succedendo. Intanto c'è un ritratto del leader
iraniano, questo erede non voluto, intrighi, brogli e timori dietro l'ascesa di Mojtaba, e ci sono anche dubbi sulla sua salute. Il testamento di Khamenei, cioè il padre, era contro la successione a questo figlio. Ma ci sono anche, oltre a quello che avviene sul campo di guerra, ripercussioni politiche su tutti i fronti. Intanto la grande paura per le mid-term, queste elezioni che rinnovano gli organi politici americani, avvengono a metà del mandato di Trump, e per questo c'è una spinta per una exit strategy, cioè per mettere fine alla guerra. Trump è sorpreso dalla resistenza di Teheran, adesso è spaventato dalla impopolarità per il caro benzina, ma anche Meloni in aula, il governo prende tempo, niente taglio alle accise, la Premier striglia i ministri in chat e dice coordiniamo bene la comunicazione e chiede una risposta europea, non soltanto italiana, per contenere i rincari. Lasciamo stare la guerra, anche se ci sono ancora tanti dubbi e bisogna capire la ricostruzione di quello che è successo in Svizzera, da cui ultimamente arrivano notizie di tragedie. C'è stato un bus in fiamme, ben 6 morti, una tragedia su un pullman postale, e pare che un uomo sia ucciso dopo essersi gettato della benzina addosso. Mistero però sulle motivazioni del gesto, un nuovo shock per il paese dopo quello di Crans Montana, la strage in cui hanno perso la vita moltissimi adolescenti. E poi c'è il caso della famiglia Nel Bosco, che a quanto pare sta provocando una rottura anche tra i coniugi, che hanno un po' visioni diverse. Il papà pare che si sia un po' più ammorbidito rispetto alla mamma inflessibile. L'appello di Nathan, che dice niente più cortei, i bimbi restino a Vasto. La perizia psichiatrica sui figli fra 3 settimane, slitta la sentenza, i genitori tornati insieme nella casa di origine, appunto la casa Nel Bosco. Puntiamo sul padre, strategia del tribunale per riunire la famiglia, esclusa l'ipotesi di affido a terzi, gli uffici del polo giudiziario minorile colpiti, come dicevamo, dall'atteggiamento collaborativo appunto del papà. E poi troviamo anche sulle pagine nazionali l'affare politica sanità, ecco qua vi leggo solo il titolo: Sicilia, Mazzetta e mafia, salta il RAS della sanità, favorì il boss amico. E anche qua lo troviamo sia su Repubblica che sul Corriere, i PM dicono era a sua totale disposizione, ci sono anche dei frame dello scambio di mazzette. Andiamo avanti. Il caso Bartolozzi, il capo di gabinetto del ministro Nordio, e le sue dichiarazioni rilasciate proprio nel corso della nostra trasmissione Il Punto: assediata, non cede e Nordio la blinda, dice resta. Le opposizioni chiedono che venga in aula. È polemica sul capo di gabinetto per le frasi contro i magistrati in cui parlava di plotone d'esecuzione. Il ministro dice si scuserà, ma lei intanto non lo ha fatto e rilancia. Dice parlavo degli effetti su chi è innocente. E poi la notizia, una notizia che ci riguarda anche da vicino, cioè il ponte sullo Stretto. Arriva un nuovo freno della Ragioneria alle spese per il ponte, cambia ancora il decreto infrastrutture, specificato il divieto di nuovi oneri, la D della Stretto di Messina ribatte non erano previsti. Che cosa dice cioè la Ragioneria? Che non bisogna mettere €1 in più a carico del bilancio dello Stato per far ripartire il progetto del ponte sullo Stretto. Paga il Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini con i soldi che ha già a disposizione. A più di un mese dall'approvazione del Consiglio dei Ministri, il decreto infrastrutture cambia ancora, le correzioni arrivano dalla Ragioneria che dicono i soldi non possono essere aumentati. E poi ancora per la cronaca, abbiamo raccontato in apertura del femminicidio, il nuovo femminicidio di Messina,
e evidentemente anche lì qualcosa non ha funzionato, perché la donna aveva denunciato e ritrattato, ma a quanto pare l'assassino aveva il braccialetto elettronico. E qui è il caso di Eleonora. Ha ucciso Eleonora ma non lo processano, è libera in ospedale, questa non è giustizia. La sorella della donna massacrata dal compagno un anno fa a Firenze, la perizia del GIP, sono furibonda. Cosa dice la sorella? Che il dramma è che c'è una legge sul femminicidio che è stata calpestata in tutte le sue forme, è uno scandalo. La vicenda riguarda Eleonora Guidi, uccisa un anno fa dal suo convivente. E poi un'altra notizia, diciamo abbastanza curiosa, perché riguarda le nozze, in questo caso di due sindaci di destra. Sono Loris Bazzo, sindaco leghista di Carlino in provincia di Udine, e Alessandro Basso, primo cittadino di Pordenone, entrambi della destra. Dai vertici, dice, non è arrivato nessun problema, e quindi mettere d'accordo le agende dei due sindaci non è semplice. Tra impegni istituzionali e lavoro trovare una data è stato quasi complicato, ma alla fine hanno deciso, si sposeranno il 27 giugno, innamorati da 5 anni, due uomini, e fin qui non c'è nulla di strano, ma sono due primi cittadini che provengono da destra. E con questa storia ci fermiamo. A te, Angelo. Grazie Lorena, torneremo dunque a sentire e leggere curiosità dei giornali più avanti nella nostra mattinata, ma intanto c'è un'altra notizia che riguarda sempre il femminicidio che è avvenuto a Messina. Santino Bonfiglio, che è stato fermato per l'omicidio di Daniela Zinnanti, era libero da qualche settimana dopo essere stato ai domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Questa è una precisazione che fanno gli investigatori dopo le prime indiscrezioni che erano, diciamo, trapelate. Ancora un aggiornamento: i carabinieri di Caltanissetta, in collaborazione con il ROS, il servizio per la cooperazione internazionale della polizia, hanno arrestato un cittadino pakistano. L'uomo, inserito nella lista rossa di Interpol per il traffico di esseri umani, è accusato di aver favorito l'immigrazione clandestina di migranti dal Pakistan verso l'Europa attraverso la Libia, con pagamenti, pensate, fino a 12.000 euro a persona. Adesso facciamo una sosta, ci rivediamo subito dopo, guardiamo le previsioni meteo. No, andiamo adesso una sosta e poi il primo ospite della mattinata. Bentornati a Buongiorno Sicilia e diamo il benvenuto a Tino Castorina. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. È il presidente della CNA Turismo di Catania, ma anche di Fiavet Catania. Perché siamo qui stamattina? Perché la situazione che stiamo vivendo, il conflitto nel Golfo, in qualche modo incide non solo sulla quotidianità. Sappiamo quali sono i risvolti sul quotidiano, l'aumento delle materie prime, l'aumento chiaramente dei carburanti, ma incide anche per chi in questo momento ha programmato, si trova in vacanza e magari ha difficoltà a rientrare o ha avuto difficoltà a rientrare. Sì, la situazione è abbastanza, diciamo, complicata, è abbastanza le persone che ovviamente si trovano sul posto, chi ha organizzato tramite agenzie, tramite tour operator, ovviamente hanno l'assistenza subito, immediata. Si sono attivati dei canali diretti con i clienti, grazie anche all'intervento sia di Fiavet e di tutte le associazioni di categoria. Ovviamente la problematica c'è sui viaggi fai da te. È normale che chi si è organizzato un viaggio in autonomia, capite bene che giustamente è fuori dal controllo dal sistema. Dico sempre ai clienti di attenzionare nelle destinazioni, di affidarsi alla filiera che giustamente ha delle regole ben precise nella riprotezione dei clienti. Ma la nostra regione, per la posizione geografica in cui insomma si trova, in questo momento
ha avvertito, sta avvertendo delle ripercussioni rispetto, diciamo, a quello che è anche il momento della stagione, perché è un momento particolare questo, no? È il momento in cui si programma anche la vacanza estiva. Sì, chi fa incoming, ovviamente abbiamo sentito alcuni colleghi che c'è delle perplessità da parte degli altri stati. Ovviamente sì, come ha detto benissimo lei, la programmazione chi fa incoming la fa 6 mesi, 7 mesi prima. Ci sono al momento dei blocchi, questo è vero, ci sono delle cancellazioni oppure tardano a venire delle prenotazioni, e questo in funzione dove ci troviamo noi. Come benissimo sappiamo, abbiamo Sigonella, abbiamo Comiso, abbiamo dei punti che sono abbastanza sensibili. L'auspicio è quello di risolvere prima possibile questa guerra, che ovviamente, come sappiamo, non porta nulla di buono, ma speriamo in meglio. Ma ci sono state già delle cancellazioni? Avete notizie di cancellazioni? Allora, ci sono già state delle cancellazioni, ovviamente nell'immediato, perché magari la gente si fa prendere dal panico, e questo è logico, lo capiamo, è naturale, e quelli che sono a lungo termine magari ancora sono in stand-by. E cosa avviene se un turista dovesse decidere, che ne so io, di rinviare oppure di non partire? Cioè, ci sono anche delle conseguenze che riguardano sì, diciamo, la persona, il cliente, chiamiamolo certo. Così, ma anche chi ha organizzato, chi ha messo su il viaggio, il pacchetto, ne ha delle conseguenze. Allora, chi ha organizzato, parliamo di incoming, ovviamente ci sono delle penali, perché capite bene, chi doveva arrivare una settimana fa, 10 giorni fa, già tutti i servizi sono acquistati, è normale che ci sono delle penali. La Sicilia al momento, e per fortuna siamo tranquilli, la Farnesina non vieta nessun blocco per quanto riguarda la Sicilia. Per chi invece ovviamente doveva partire, per quanto riguarda gli Emirati, tutta quella zona vietatissima, in quel caso il tour operator ovviamente rimborsa oppure dà l'alternativa di viaggio. A noi è capitato, diversi clienti che devono partire sono stati riprotetti, hanno scelto altre destinazioni. Questo sempre nei pacchetti organizzati. Ma dico. Ovviamente le ricadute non sono soltanto per le agenzie, per i tour operator, No. ma Tutta la filiera, tutta la filiera viene sì, coinvolta. sì. Considerate che ovviamente il turismo è un motore importante per tutti, perché fa lavorare tutti, l'albergatore, i ristoranti, i trasporti, ovviamente ne piangono le conseguenze tutti i settori, diciamo, che fanno parte del turismo. Vorrei tornare un attimo sull'aspetto che siamo in un momento in cui ci si prepara, insomma, alle vacanze della bella stagione in estate. Ora, tutto questo sta mettendo in qualche modo in difficoltà perché sappiamo che l'economia siciliana diciamo, si basa tanto sul turismo, ha una buona fetta, diciamo, nelle sue entrate anche dal turismo, e indubbiamente in questo momento, se molti dovessero rinunciare al viaggio in Sicilia, sarebbe un grave danno. È un grave danno, considerate che gli Emiri sono, la parte tutta orientale, gli Emiri sono dei turisti, che piace la Sicilia, piace Taormina, piace, diciamo, Palermo, le città di Catania. Ovviamente in questo momento sono fermi, non possono venire, e la programmazione è bloccata. Questo sì, sta creando delle problematiche. Avete fatto diciamo, già delle proiezioni su eventuali danni, sempre economici, che questo conflitto sta già generando rispetto a quella che è poi la situazione normale, no? Sì, già si sta cercando di fare la conta, diciamo noi, perché sull'immediato, come ho detto poco fa, è vero, cancellazioni ci sono. Nel futuro si spera di ammortizzare questa perdita con ingressi di altri stati come la Germania, la Francia, che ovviamente la Sicilia, lo sappiamo, è appetibile in maniera importante. Il fatto che ci sia questo conflitto ha fatto anche in questo settore
lievitare i prezzi? Sì, ha fatto lievitare i prezzi, ovviamente i voli, perché come sappiamo il caro carburante incide in un volato, e in un pacchetto turistico ovviamente sale tutto il costo del pacchetto, è normale, e questo comporterà un rallentamento dei viaggi medio raggio, è normale. Maldive si vendeva benissimo, Thailandia si vendeva benissimo, in questo momento è tutto fermo perché ovviamente lo sappiamo, la zona degli Emirati non si può sorvolare, pertanto i giri sono più lunghi, si allunga il viaggio e i costi aumentano. Insomma, alla fine anche il turismo sta pagando quello che avviene nel Golfo. Abbiamo detto per tanti motivi, sì. Non solo per il caro carburanti, ma ci sono una serie di conseguenze. Però cerchiamo di vedere l'aspetto anche, non dico positivo, ma proiettiamoci nella bella stagione e immaginiamo che questo conflitto, ce lo auguriamo tutti, possa finisca prima possibile. Finire prima possibile. Quali sono, possiamo in qualche modo immaginare, perché la Sicilia, ne abbiamo sottolineato prima, ha tantissime attrazioni, ci sono le città d'arte, certo. Ci sono luoghi che in nessun'altra parte del mondo è possibile ritrovare. Quali sono le mete più ricercate, più ambite? C'è una diversificazione anche della vacanza? Da noi siciliani oppure vediamo dal turismo che viene da fuori, no? Viene da fuori, allora, tanto vengono amate le isole piccole, cioè parliamo del Lipari, Vulcano, Stromboli e via dicendo. Le città d'arte, ha detto benissimo lei, sono sempre presi di mira. In mare, Lampedusa, idem, si cerca di dare un'offerta al turista straniero in maniera diversa, no? Creando dei itinerari sia culturali ma anche di divertimento, no? Sappiamo, abbiamo una costiera Noto che è molto bella come cittadina, la parte del Trapanese, ovviamente la Sicilia si vende da sola, lo dico sempre, perché troviamo sia dalla cultura, dal mare e niente meno dalla gastronomia che abbiamo in Sicilia. Allora insomma noi speriamo che la stagione possa in qualche modo riprendersi per una serie di motivi che in questo momento sono legati ovviamente al conflitto nel Golfo, ma come sempre c'è sempre, anche quando non c'è la guerra, il caro prezzi, del caro voli, anche quello incide parecchio sulla propensione a venire in Sicilia. Sì. Speriamo, ci auguriamo che anche quest'anno la nostra regione possa raccontare di essere tra le mete preferite, che possa comunque sostenere anche tutti gli addetti ai lavori, perché la filiera non è fatta soltanto dalle agenzie, ma è fatta da alberghi, è fatta dalle guide turistiche, è fatta da piccole strutture che vivono anche di turismo. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi per l'invito. Tino Castorina, che ricordiamo è il presidente di CNA Turismo Catania, ma anche di Fiavet Catania. Buon lavoro, in bocca al lupo. Speriamo bene, incrociamo le dita. Adesso ci dobbiamo fermare, ci sono adesso le previsioni meteo e fra pochissimo torniamo e parliamo di altro, sempre a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo delle piogge sulle aree interne del centro-sud durante il pomeriggio in parziale estensione alle aree costiere, più probabile della Toscana e del Medio Adriatico. Anche la Sicilia vedrà della variabilità, bel tempo in mattinata, poi durante il pomeriggio qualche improvviso spot piovoso, in particolar modo proprio sulle aree interne, sull'entroterra siculo. Temperature pressoché invariate con massime prossime ai 17-18 gradi in molte località. Segnaliamo il vento un po' teso e moderato dai quadranti orientali sullo Ionio e sul Mar di Sicilia. Per quanto riguarda giovedì, una situazione invariata tra sole e nuvole sparse, qualche improvvisa pioggia più probabile sulle aree interne durante il pomeriggio.
Per quanto riguarda le temperature, non subiranno grosse variazioni, stabili o in lieve calo. Comunque durante il pomeriggio sempre valori gradevoli, grosso modo attorno ai 16-17 gradi sulle località costiere. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web. Bene, di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Prima di presentarvi i prossimi ospiti, vi do un aggiornamento dalle agenzie e riguarda un'operazione che è stata fatta a Catania dalla Polizia Postale. Un ingente materiale pedopornografico è stato trovato e sequestrato durante una perquisizione che era stata disposta dalla Procura distrettuale etnea e c'è stato anche un arresto. L'uomo che lo possedeva, come detto, è stato arrestato in flagranza di reato e il provvedimento è stato convalidato dal GIP. Particolari come sempre nei nostri telegiornali. Adesso buongiorno a Sabrina Sapienza. Buongiorno, grazie. Che stamattina con noi, una farmacista, lavora a Librino e parliamo proprio di un progetto dedicato al Librino. Come stai? Questa è la domanda, ma intanto devo salutare anche un altro ospite che ci racconterà anche di questo progetto, che è Nicola Posa, che è il CEO di Shackleton Group. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie Buongiorno. per essere con noi questa mattina. Buongiorno Sicilia. Allora, intanto io devo fare subito una domanda. Cos'è? Come stai? Quando chiediamo a qualcuno come stai, la risposta è spesso un automatico bene grazie, senza approfondimenti. E il progetto Salute Librino invece vuole porre al quartiere di Librino un come stai sincero e di cui si ascolta la risposta. È un progetto organizzato tramite Shackleton Italia da Farmacia Librino Sapienza San Pognaro e che ha la partnership anche, grazie al loro patrocinio gratuito, di Istituto Autonomo Case Popolari, di ASP Catania e della Fondazione Antonio Presti. Quindi ci sono diverse istituzioni che sono accanto a voi in questo progetto. C'è anche, come abbiamo visto, la Shackleton Group che vi assiste. Allora vogliamo capire e spiegare in che modo la Shackleton è insieme a voi in questo progetto. Dottore Posa. Semplicemente siamo le persone che faranno questa ricerca. Come stai, infatti, è un questionario che verrà somministrato agli utenti della farmacia Librino, ma diciamo in tutto il quartiere Librino, in modo tale da avere delle risposte sulla salute. È fondamentale in questo momento anche di difficoltà per le famiglie e così via, di avere una progettualità chiara per la propria salute per non trascurarla, perché uno degli effetti delle difficoltà che vediamo, insomma, ho assistito prima alle tematiche guerra, vanno a influenzare sicuramente anche l'attenzione e la cura della propria salute. Quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo dare supporto alle famiglie sotto questo aspetto. E allora, la ricerca serve a questo. Sì, la raccolta di questi dati poi è finalizzata evidentemente a una conoscenza intanto dello status di quella che è la situazione nel quartiere, che è uno dei più popolati della città di Catania e si trova in periferia ma rappresenta, diciamo, una parte importante della città e potrebbe essere in qualche modo utilizzato per migliorare i servizi che possono essere messi a disposizione poi dei cittadini. Assolutamente, il nostro obiettivo è non solo fare una fotografia del quartiere, ma anche utilizzarla per adeguare il nostro servizio a quelle che sono le richieste effettive e reali del territorio. In tal senso, appunto, ci interessa comprendere qual è la percezione dello stato di salute del cittadino, come si sente rispetto anche alla questione economica legata alla cura, alle liste d'attesa, alle abitudini quali il fumo, il sovrappeso e tutto quello che può influenzare come fattore la salute individuale e ci interessa capirlo anche perché in questo momento non ci sono dei dati
nazionali che guardano esattamente al quartiere Librino. Abbiamo dei dati generali. A noi interessa anche arricchire questo pool di dati esistenti paragonandoli a quelli nazionali ed europei. Sì, volevo tornare un attimo anche dal dottore Posa, perché evidentemente questi dati che verranno raccolti con la somministrazione di un questionario, questa diciamo la sintesi poi di quello che verrà fatto, in qualche modo verranno integrati, verranno messi a confronto anche con quelli che sono i dati Istat, con dati che arrivano dall'Istituto Superiore della Sanità, da indagini europee. In qualche modo si avrà uno specchio quanto più reale possibile rispetto a quello che è la situazione da altre parti anche. Assolutamente sì, io preciso che il questionario è assolutamente anonimo, quindi i dati saranno assolutamente anonimi, ma abbiamo un patrimonio di confronto tra appunto le ricerche che lei citava, dell'Istat, dell'Istituto Superiore di Sanità e anche in ambito europeo. Questo ci permetterà proprio di fare, uso una parola tecnica che si chiama benchmark, cioè un termine di paragone con questi dati a disposizione, però li avremo specifici sul quartiere di Librino. Beh, questo però sarà utile dal risultato che verrà fuori da questa ricerca, non solo per offrire servizi, per poter migliorare i servizi, ma anche per capire quali possono essere le politiche sanitarie che possono essere e che devono essere magari messe in atto. Assolutamente sì, ci aspettiamo, perché lo conosciamo da vicino, anche il tema delle cronicità. Ci aspettiamo anche di parlare di fumatori, non vogliamo ovviamente pregiudicare il dato, però ci saranno sicuramente dei risultati anche diversi magari da quelli che ci aspettiamo. L'importante è avere quante più voci possibili per fare un ritratto quanto più sincero possibile del quartiere. Torno dal dottore Posa, perché questo sondaggio, mettiamolo così, è un sondaggio, no? Una sorta di sondaggio in maniera diversa, non fatto al telefono ma fatto attraverso un questionario, darà delle risposte e darà una fotografia, come dicevamo prima, della situazione a Librino. Ma per quella che è la vostra esperienza, per quello che insomma riguarda le altre realtà italiane, locali italiane, cosa serve effettivamente? Basta semplicemente il sondaggio per poi poter portare un beneficio alla popolazione, oppure servirà qualcos'altro? Ecco, questo è il tema della questione. Sì, il sondaggio darà un dato, però è chiaro che poi serviranno altre azioni per poter dare seguito al risultato. Il sondaggio è la fotografia del punto di partenza, dopodiché da un buon sondaggio si fanno dei progetti e questo aspetto sarà sicuramente importante. Sì, non basterà sicuramente il sondaggio, ma il sondaggio è il punto di partenza. Dopodiché cercheremo di dare concretezza e di dare una mano su quali sono le indicazioni che però ci vengono da chi risponderà al questionario, che quindi dalla popolazione, che ci darà una mano a capire le priorità, i bisogni più importanti. La scelta della farmacia, e così chiudiamo, perché la farmacia è un punto di incontro, la farmacia è un luogo dove molti di noi vanno perché ci si trova delle persone di fiducia, perché il farmacista è quello che ci consiglia anche per i piccoli malanni quotidiani, consigli su cosa fare, cosa prendere. La farmacia in questo è dunque un motivo per spingere in qualche modo a fidarsi anche alle persone che frequentano la farmacia, e dice: rivolgiti a me, ti do una mano e cerchiamo di venirci incontro. Certo, la farmacia nasce ed evolve come luogo d'ascolto, e quindi in questo senso è centrale per noi, e lo diventa ancora di più con questa indagine, dare un ascolto alla popolazione e rendere il nostro servizio quanto più adeguato possibile a quello che la popolazione realmente ci richiede. Da sempre il farmacista è stato appunto lo psicologo di base prima del tempo, e ha permesso alle persone di esprimere le proprie esigenze non solo di salute
nei casi più semplici possibili, ma anche di salute mentale, di percezione del proprio stato di benessere, e questo vogliamo fare anche evolvendo il nostro ruolo da ascoltatori ad ascoltatori sempre più professionisti, sempre più in grado di reagire a quello che ci viene detto dai clienti e dai pazienti. Un'ultima domanda: quanto è importante, dottore Posa, la collaborazione con le istituzioni? Perché una volta chiaramente fatta questa ricerca bisogna confrontarsi proprio con intanto le istituzioni locali, poi quelle un pochino più lontane, cioè quelle regionali, ma servono anche quelle nazionali per ottenere dei risultati. Ma io volevo ringraziarle per la grande adesione che abbiamo avuto rispetto all'idea di questa ricerca, quindi onestamente abbiamo avuto un'accoglienza molto calda e molto partecipe, e sono sicuro che i risultati che saranno appunto messi poi a disposizione saranno utili per fare progettualità e portare avanti progetti di salute. Grazie, allora in bocca al lupo per come stai, che è la domanda più semplice, che quando la mattina ci alziamo e andiamo anche a casa, cioè da una stanza all'altra incontriamo, che ne so, la figlia, il figlio, come va, come è passata la notte, eccetera, eccetera, alla fine poi si raggiunge questo risultato. Speriamo che possa veramente dare una mano al Librino, che è un quartiere che merita tantissime attenzioni. Grazie a Sabrina Sapienza, farmacista, grazie per essere con noi, grazie anche al dottore Nicola Posa, che è il CEO della Shackleton Group. Buon lavoro! Grazie a voi. Buon lavoro, grazie ancora. Ci dobbiamo fermare, c'è un'altra sosta e fra poco cambieremo ancora argomento, ma poi anche un aggiornamento dalle agenzie. Tutto questo sempre a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Allora, ci sono altri aggiornamenti su una notizia di cui abbiamo parlato stamattina, purtroppo ahimè, dell'ennesimo femminicidio avvenuto in Sicilia, a Messina in particolare. Ci sono sempre degli aggiornamenti che arrivano a proposito del presunto responsabile di questo femminicidio, Santino Bonfiglio, che è stato fermato. Era ai domiciliari senza braccetto elettronico per reati contro la persona, violenza e minaccia. Lo hanno precisato gli investigatori dopo ulteriori controlli. Quindi questa è la situazione, ma comunque restate con noi perché ci sono i nostri telegiornali e nel corso dei telegiornali vi racconteremo che cosa è successo. Purtroppo registriamo ancora una volta un femminicidio, la morte di una donna, una cinquantenne assassinata a Messina. Daniela Zinnanti, questo è il nome della vittima. Buongiorno, adesso siamo alle altre notizie, diciamo ai temi, agli argomenti di Buongiorno Sicilia. Buongiorno Alina Gervasi. Buongiorno a lei. Adesso dico che lei è una compositrice, ma è anche una tereminista. Esatto. Che cosa significa? Chi è? Chi è? Tereminista appunto è colei che suona uno strumento magico e affascinante che è il theremin, uno strumento elettromagnetico che si suona senza contatto fisico, senza alcun riferimento visivo. I suoni sono prodotti dal movimento delle mani all'interno di questo campo elettromagnetico che è irradiato da due antenne che comunicano tra di loro. Non è un'assurdità, sembra appunto allora, fra poco cercheremo di vedere e di sentire anche qualcosa. Chiedo chiaramente alla regia di supportarci in questo, però stiamo vedendo qualcosa, possiamo anche sentire, non lo so, ecco, sentiamo. Allora, stiamo vedendo e stiamo sentendo anche l'ultima esibizione alle recenti Paralimpiadi, l'inaugurazione dell'evento a Verona, però come si arriva? Perché si sceglie di suonare questo strumento? Allora, io sono una flautista, sono laureata in flauto traverso, sono una docente. Purtroppo nel 2018 ho scoperto di avere un'intossicazione da metalli pesanti
che non mi ha permesso insomma di vivere serenamente, di poter suonare serenamente il mio strumento, essendo un metallo. Ma questa intossicazione come si è palesata? Quali sono le origini? Come mai? Le origini penso da sempre, chiaramente è stato un crescendo di star male, non riuscivo a trovare la soluzione. Certo, trovare la diagnosi non è stato facile. Fin quando mi è stato diagnosticato appunto questo, è stato un mix di emozioni. Da una parte ero felice perché finalmente avevo trovato la soluzione a questo mio stare male, dall'altro c'era il dispiacere di dovermi allontanare per un lungo periodo dal mio strumento. Per questo la disperazione poi mi ha portata ad incontrare questo strumento che già conoscevo, ma non ne conoscevo le sue capacità, che è appunto il theremin, questo strumento meraviglioso, tanto affascinante quanto difficile. Proprio appunto perché si suona senza contatto fisico. Incuriosisce sicuramente tantissimo il fatto che si possa suonare uno strumento senza il contatto fisico. Sì, è proprio questa la particolarità dello strumento, ed è uno strumento che comunque nasce all'incirca intorno al 1919, è stato costruito appunto Quindi non è nuovissimo. No, infatti è stato costruito dal fisico sovietico Leon Theremin per caso durante uno studio in laboratorio. È uno strumento che mi ha salvata, devo tanto al Theremin, alla famiglia di Leon Theremin, perché mi ha dato la possibilità di rinascere. È il tema del mio progetto Beyond the Mirror, ma giusto appunto anche il tema insomma della cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi. Ma io leggo anche tra le note che la redazione ci fornisce che questo strumento è stato costruito con i legni dei barconi dei migranti. Allora, in questo senso c'è su anche... questo palco così prestigioso ed importante, chiaramente è stata un'emozione immensa, un momento magico, un momento di profonda connessione umana, dove si sono messi in risalto valori importanti come l'inclusione, la resilienza, che sono appunto valori tipici dello spirito paralimpico. Ho voluto portare uno strumento... Stiamo vedendo la foto adesso proprio in questo momento. Uno strumento costruito su mie specifiche con il legno dei barconi dei migranti che sono appunto arrivati sulle coste della nostra adorata e calda Sicilia. E in questo senso c'è anche in questo c'è speranza, no? Sì, esatto. Ho dato un nome proprio a questo strumento, Kymos, che deriva appunto dalla parola greca kyma, che significa onda, l'onda che li ha portati fino a noi. Questo Kymos appunto rappresenta la forza di ognuno di noi di rialzarsi dopo ogni caduta, ed è la prova che ogni ferita, anche la più profonda, può trasformarsi in bellezza, in arte, in una nuova vita, quindi un nuovo inizio. E questo è il messaggio che voglio dare, quello di non arrendersi mai di fronte ad ogni difficoltà. Così come appunto il legno dei barconi è stato trasformato in uno strumento musicale. È un messaggio bellissimo. Fra le altre cose diciamo che c'è un progetto che non riguarda soltanto la musica, complessivo per l'attività artistica, perché c'è un album che è Beyond the Mirror, ma ci sono anche altre. C'è anche un romanzo fantasy. Un romanzo fantasy che è stato appunto musicato dallo stesso album che è uscito, e adesso sto per terminare il secondo volume del romanzo, che sarà appunto musicato da un altro mio disco di composizioni inedite che uscirà a breve, ecco. Ma la curiosità adesso che mi viene, perché è chiaro, è uno strumento, si suona, ma come si fa a scrivere della musica per uno strumento che non si può toccare? Beh, bisogna pensare a questo strumento. Attenzione, non è facile. No, assolutamente. È come poter scrivere per violino o per una voce, ecco, perché appunto il timbro del theremin è simile alla voce umana. E infatti anche Kymos rappresenta l'urlo e la disperazione di chi ha affrontato l'abisso per poter avere una vita nuova. Ecco, di questi migranti che sono arrivati a noi strillando e urlando, dovendo sfidare appunto la tempesta e il mare, insomma, che li ha portati fin qui da noi. Beh, insomma, è chiaro che chi non è un compositore non può certamente immaginare, pensare, neanche pensare, non solo immaginare, pensare come si possa scrivere uno spartito, no? È difficile, è già difficile fare per uno strumento qualsiasi. Immaginiamo per uno strumento che di fatto
le note come si possono codificare? Cioè in un pianoforte, in una chitarra riusciamo È uguale come un qualsiasi altro C'è strumento. un pentagramma, sì, esatto. Cioè, io leggo la musica. È una cosa affascinante, però da questo, da questo punto di vista è molto affascinante. E volevo ringraziare, ci tengo tantissimo a ringraziare la cooperativa sociale Rola Formichina, che veramente con cura e grande amore ha realizzato questo mio sogno, cioè appunto questo strumento musicale, il theremin con il legno dei barconi. Mi hanno dato una gioia immensa, quindi portarlo su quel palco così prestigioso come l'Arena di Verona è stato importante, quindi li ringrazio con tutto il mio cuore. Allora, noi non so se riusciamo a fare una sorpresa, perché il tempo è quello che è. Abbiamo sentito, abbiamo visto anche un video. Aspettavamo anche un altro contributo, purtroppo non siamo riusciti e non ce la facciamo. Però io invito tutti a seguirmi sui miei canali social, lì si può appunto vedere la mia partecipazione alla cerimonia d'apertura e quindi il momento in cui ho suonato da solista a questa cerimonia. Benissimo, allora grazie per la partecipazione a Buongiorno Sicilia, Nina Gervasi, tereminista, attenzione, e anche compositrice. In bocca al lupo. Grazie mille. Noi non ci fermiamo perché andiamo avanti, perché Buongiorno Sicilia è veramente particolare in questo. È il momento di scrutare le stelle, quindi passiamo da uno strumento che fisicamente non si tocca ma suona all'osservazione delle stelle con Marco Amato. C'è la nostra sigla e fra poco parleremo con Marco. Buongiorno Marco e ben trovato. Stamattina di che cosa ci parli? Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, abbiamo un argomento come sempre molto interessante, perché stamattina parliamo di Timothée Chalamet, giusto? Esattamente, parliamo proprio di lui, proprio perché si trova, lo dico come lo direbbero i greci, su una kakos chima, ovvero su una brutta onda, proprio perché ha fatto uno scivolone molto importante, nel senso che ha dichiarato all'opera che il balletto e l'opera sono delle arti che non interessano più a nessuno. E questo ha suscitato le reazioni del mondo dello spettacolo e nel campo specifico di tanti, persino anche di Roberto Bolle, che ha detto la sua. Ebbene, in questo mi è piaciuto rintracciare nel suo segno zodiacale la motivazione. È vero, lui è un Capricorno. Il Capricorno è uno dei due segni di Saturno, Capricorno e Acquario gli appartengono. In questo senso rappresenta proprio il nichilismo, ovvero quella severa valutazione che il pianeta degli anelli Saturno inculca un po' in tutti i Capricorno. Fondamentalmente è semplicemente una visione che deriva dall'asset cinematografico nel quale si sente più sicuro, per cui un po' di critica gratuita decisamente. Non l'ho molto amato, anche se rimane uno degli attori più bravi e più valenti della sua generazione, forse un po' troppo in pietra, come si direbbe in questa valutazione, ma sicuramente rispettante i dettami di un Capricorno che a volte sembra un po' sdegnoso. Ebbene, oggi il cielo riserva delle sorprese un po' più complesse. Luna in Sagittario, baldanzosa e positiva, ma il Sole e Giove disputano un po' una guerra. Giove si riattiva, il grande pianeta della positività, della sintesi e dell'ottimismo, che fa ben sperare peraltro per la soluzione di tante cose a livello globale. Quindi cosa accade? Ariete, per voi va tutto benissimo rispetto alla sintesi, rispetto a quello che volete addivenire, concretizzare in termini lavorativi, legali e come nomine. Siete fortunati da questo punto di vista. Toro, un Giove che si riattiva in sestile per voi è fattivo, è concreto e vi porta ad accettare nuovi incarichi, a misurarvi con nuove misurazioni professionali molto ma molto positive. Migliora la situazione economica Gemelli, anche per voi arriva qualcosa di inaspettato, qualche gratifica e un'aspettativa migliore delle cose, anche se i pianeti in pesce ancora vi turbano e vi creano qualche difficoltà. Cancro, protagonisti della giornata con un Giove che si
attiva e che porta positività. Giove nei vostri gradi si esalta peraltro, quindi i Cancro possono pensare a delle soluzioni immobiliari, economiche e logistiche molto positive. Leone, per voi oggi i pianeti sono decisamente molto più attivi e propongono una decisione importante in termini affettivi, valutate bene, un ritorno a casa. Vergine, per voi oggi i pianeti sono un pochettino impietosi proprio perché vi chiedono di più, una serie di appuntamenti, un'agenda fittissima, una stanchezza, ma è decisamente quello che vi porta poi a prepararvi ad una stagione migliore della vostra vita. Bilancia, per voi oggi è una giornata da luna in Sagittario, quindi di un dialogo un po' imprevedibile, di visite inasitate, di sorprese. Oggi la luna è di seconda casa, quindi siete un po' più concreti, un po' più oggettivi. Non esistono solo le passioni, ma per voi c'è un'escalation positiva in senso concreto. Sagittario, anche voi abbastanza protagonisti della giornata, con una luna che vi impone una positività che dovrete, vostro malgrado, collocare nelle aree della vostra vita. Non si può sempre mugugnare su quello che non si ha. Del resto siete proprio voi il segno dell'ottimismo. Giove si riattiva, che dirvi di più, siate un po' più positivi. Capricorno, oggi proprio Mercurio e Marte parlano di una comunicativa non proprio felice, quindi cercate di essere un pochino più accomodanti, soprattutto col partner. Acquario, Plutone nei vostri gradi sta generando sempre delle novità a livello galoppante, per cui a volte vi sentite un po' travolti, ma sempre padroni della situazione, perché voi ad improvvisare siete bravissimi anche in amore. Pesci, per voi oggi i pianeti sono molto generosi. Mercurio e Marte parlano di una comunicativa vincente e di essere brillanti. Nel vostro cielo oggi ci sono le occasioni giuste per creare contatti e reti tra le persone. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani, buongiorno anche a te. Adesso torniamo da Lorena che dal suo sorriso ha una notizia particolare da proporci. Ma sì, perché ci augura una buona giornata Marco Amato, ma sicuramente è una buonissima giornata per Musk, che è nel numero 1 della speciale classifica di Forbes degli uomini più ricchi. Elon Musk ha un tesoro di 839 miliardi. Appena. È il più ricco di tutti i tempi, ma non soltanto è il numero 1, ma batte di lunga misura tutti gli altri, cioè li distanzia tantissimo. E fra l'altro questi 839 miliardi è la cifra più alta mai registrata nel ranking, cioè in questa classifica, e che potrebbe avvicinarlo nei prossimi anni alla soglia finora solo teorica del trilione, che pensavamo di leggere solo nei fumetti di Topolino. Poi c'è Donald Trump, a cui la presidenza non fa male, ma non è al secondo posto, è un po' più giù. Al secondo posto c'è invece il cofondatore di Google, Larry Page, con solo, si fa per dire, 257 comunque la miliardi. distanza è, direi, abissale. Sì, infatti non lo potrà mai raggiungere. Poi l'altro fondatore di Google, Sergey Brin, poi c'è Jeff Bezos, il padrone di Amazon, e segue nella cinquina Mark Zuckerberg. Per trovare un italiano dobbiamo arrivare, non c'è nella top 10 nessun italiano, il primo italiano in classifica a sorpresa è il fondatore di Tether, Giancarlo De Vasini, che si trova al 22esimo posto. E l'altra notizia che ci dà Forbes è un altro record, cioè che aumentano i super ricchi. Nel mondo ce ne sono oggi 3.428 miliardari, 400 in più rispetto all'anno scorso. Ma sono apparsi all'improvviso questi 400 in più. Grazie. Grazie a Lorena. Noi ci fermiamo qui per Buongiorno Sicilia, che torna puntuale domani come sempre alle 8. L'augurio a tutti voi di una buona giornata.